adesso dove voli? Viene il tempo che ti guardi, i tuoi sogni son caduti, è il momento di rischiare, di decidere da soli, non fermarsi, lottare per non essere abbattuti. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta, la gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. Sulle spalle una mano che si stringe a trattenere, vuol fermare l'avventura, ma ritorno a camminare. Ho incontrato troppa gente che m'ha dato senza avere, voglio dare queste braccia, non c'è molto da aspettare. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta, la gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. È parola come vento tra le porte quella stretta, gli uni gli altri nell'amore, non avere che un canto. Questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta, prende tutto, prende dentro, sai fin dove non sai quanto. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta, la gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. Non è strada di chi parte e già vuol arrivare, non la strada dei sicuri di riuscire, non è fatta per chi è fermo, per chi non vuol cambiare, è la strada di chi parte, arriva per partire. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta, la gioia m'ha trovato la pienezza, non sarò più seduto ad aspettare, la gioia m'ha trovato la pienezza, non sarò più seduto ad aspettare, spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta, la gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. Come Giuseppe, che era solo un falegname e non era mica certo, e prendendola per mano disse sì alla sua Maria e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. Come Maria, che era libera di andare, è rimasta nel silenzio e ha abbracciato la sua storia e disse sì al suo bambino e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi.
Francesco che ha lasciato la sua casa e non era mica certo, e ha abbracciato la sua croce come fosse la sua donna e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. Come Sofì che non si è fatta spaventare dall'orrore della morte, è rimasta dritta in piedi con la rosa bianca in mano e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi per te. Come Peppino che ha deciso di parlare e di sciogliere catene e di mettersi a contare uno ad uno ai 100 passi, e contò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. E come me, un po' fragile, un po' forte, ma non credo nella sorte, credo in te, non ho paura, credo in ogni tua creatura, e lo chiedo anche ai miei piedi, di essere lì dove tu sei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che E se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, se fosse vero amore, che il mondo fa girare. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti far qualcosa per rinnovare con noi l'umanità. Se coraggio avrai, alto volerai verso un orizzonte che non è più utopia. E quel mondo in cui non speravi più, lo vedremo insieme io e te. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, se fosse vero amore, che il mondo fa girare. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti far qualcosa per rinnovare con noi l'umanità. Forza diverrà quando le sue orme Girare, se non fosse un sogno,
stretto fra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago, nelle parole che dico al vicino, questo tesoro dov'è? E quando lo trovi colora le strade, ti fa cantare forte perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po'. Sotto un castagno a dormire, dietro quel muro laggiù, in uno sguardo un po' turbato, questo tesoro dov'è? Ti fa parlare le lingue del mondo, capire tutti i cuori, perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù, in quel castello scuro ed arcigno, a questo tesoro dov'è? Da mani forti per stringerne altre, per render vere e vive le idee. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po'. Sepolto in fondo alla storia, chissà se brilla, chissà. Sarà un segreto grande davvero, certo è nascosto ma c'è. Quando si trova spargiamolo intorno, per monti, mari, valli e città. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po', se lo trovi poi dammene un po'. Canta con la voce, con il cuore, con la bocca e con la vita, canta senza stonature, la verità del cuore, canta come cantano i viandanti, come cantano i viandanti, solo per riempire il tempo, solo per riempire il tempo, ma per sostenere lo sforzo, per sostenere lo sforzo, canta e cammina, canta e cammina, se poi credi non possa passare, segui il tempo, stai pronto e danza la vita al ritmo dello spirito, danza, danza al ritmo che
con te. Cammina con lo zaino sulle spalle, la fatica aiuta a crescere, nella condivisione, canta e cammina, se poi credi non possa bastare, segui il tempo, sei pronto e danza la vita al ritmo dello spirito, danza assieme a noi, danza la vita al ritmo dello spirito, danza assieme al ritmo che c'è in te. Sento nel profondo un desiderio nascere, è la voglia di partire che continua a crescere. Verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore e vivo con gli occhi di un sognatore. La felicità non è un semplice traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore, ogni momento ha un suo dolce sapore. Vediamo in lontananza una stella brillare, certezza di qualcuno a cui potersi affidare. Insieme la bellezza della condivisione, le semplici emozioni di una canzone. Insieme costruiamo un mondo migliore, liberiamo il futuro col coraggio nel cuore. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Viviamo per l'oggi, il futuro è sullo sfondo, sporchiamo le nostre mani in questo mondo. Non si può più stare fermi ad aspettare, il nostro sorriso ha ancora molto da dare. Sentiamo che l'amore non è mai abbastanza, a tutti vogliamo gridare che c'è ancora speranza. A chiunque incontriamo vogliamo far capire che il nostro stile è sempre pronti a servire. La promessa che orgogliosi portiamo nel cuore ci ricorda che ogni istante dobbiamo dar colore, l'idea di un
soli, non fermarsi, lottare per non essere abbattuti. Spingerò i miei passi sulla strada, Prova. tra i rovi e l'erba alta. La gioia m'ha trovato la pienezza. Non starò qui seduto ad aspettare. Prova. Prova. Come Giuseppe, che era solo un falegname e non era mica certo, e prendendola per mano disse sì alla sua Maria e l'amò fino alla fine. Ecco un po' così vorrei, come Maria che era libera di andare, è rimasta nel silenzio e ha abbracciato la sua storia e disse sì al suo bambino e l'amò fino alla fine. Ecco un po' così vorrei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi per te. Come Francesco che ha lasciato la sua casa
e non era mica certo, e ha abbracciato la sua croce come fosse la sua donna, e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. Come Sofì che non si è fatta spaventare dall'orrore della morte, è rimasta dritta in piedi con la rosa bianca in mano. Ecco un po' così vorrei. Come Peppino che ha deciso di parlare e di sciogliere catene e di mettersi a contare uno ad uno i 100 passi, e contò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. E come me, un po' fragile, un po' forte, ma non credo nella sorte, credo in te, non ho paura, credo in ogni tua creatura, e lo chiedo anche ai miei piedi, di essere lì dove tu sei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire Fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti far qualcosa per rinnovare con noi l'umanità. Se coraggio avrai, alto volerai verso un orizzonte che non è più utopia. E quel mondo in cui non speravi più, lo vedremo insieme io e te. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, se fosse vero amore, che il mondo fa girare. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti far qualcosa per rinnovare con noi l'umanità. Se coraggio avrai, seme ti farai, e caduto in terra ti marcisci l'unità. Piccolo così, sembra nulla ma un grandioso albero sarà. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, se fosse vero amore, il mondo fa girare. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti far qualcosa per
quando le sue orme seguirà. E se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, se fosse vero amore, che il mondo fa girare. Se non fosse un sogno, se tutto fosse vero, potresti fare qualcosa per rinnovare con noi l'intera umanità. L'intera umanità. L'intera umanità. Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago, nelle parole che dico al vicino, questo tesoro dov'è? E quando lo trovi colora le strade, ti fa cantare forte perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po'. Sotto un castagno a dormire, dietro quel muro laggiù, in uno sguardo un po' turbato, questo tesoro dov'è? Ti fa parlare le lingue del mondo, capire tutti i cuori, perché un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù, in quel castello scuro ed arcigno, a questo tesoro dov'è? Tamani forti per stringerne altre, per render vere e vive le idee. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po'. Sepolto in fondo alla storia, chissà se brilla, chissà. Sarà un segreto grande davvero, certo è nascosto ma c'è. Quando si trova spargiamolo intorno, per monti, mari, valli e città. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, puoi costruire ciò che non c'è. Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, chi lo cerca lo trova, però un tesoro nascosto in un vaso di creta, se lo trovi poi dammene un po', se lo trovi poi dammene un po'. Canta con la voce, con il cuore, con la bocca e con la vita. Canta senza suonatura,
è con te. Cammina con lo zaino sulle spalle, la fatica aiuta a crescere, nella condivisione, canta e cammina, se poi credi non possa bastare, segui il tempo, sei pronto e danza la vita al ritmo dello spirito, danza assieme a noi, danza la vita al ritmo dello spirito, danza assieme al ritmo che c'è in te. Ritorniamo volentieri a Noale, grazie Sento nel profondo un desiderio nascere, è la voglia di partire che continua a crescere, verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore e vivo con gli occhi di un sognatore. La felicità non è un semplice traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, servire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore, ogni momento ha un suo dolce sapore. Vediamo in lontananza una stella brillare, certezza di qualcuno a cui potersi affidare. Insieme la bellezza della condivisione. Di campanilismo che voi conoscete bene, che noi abbiamo risolto con i matrimoni misti, quindi un scout che sposa uno della C e come nel passato, no, gli amori sistemano anche le contese internazionali. E questo per dire che poi quando una comunità è bella e ha questi fermenti, in realtà insomma diventa più una battuta anche il confrontarci. Invece credo che sia molto importante, ecco, la presenza educativa del mondo degli scout. È una comunità educante allargata che ogni tanto dovremmo ricordarci che è indispensabile nelle nostre comunità. Ecco, io quella che io chiamo la mia prima vita, prima di fare il sindaco, io in realtà sarei una prof di scuola superiore, quindi questa mia vicinanza, passione, amore per i ragazzi, ecco, rimane. E il prossimo anno finirò il mio 10° anno di mandato, torno a scuola, non vedo l'ora. Però devo dire che anche in questo periodo mi ha molto interrogato ciò che accade ai nostri giovani. Noi veramente un mese fa siamo stati colpiti come comunità da una grande tragedia di un ragazzo che ha scelto, ecco, di lasciare la vita. Credo che bisogna farsi interrogare profondamente da questo. Questa settimana ho incontrato il papà, ci siamo scambiati così 2 parole insieme, però ho condiviso con lui il pensiero: se una comunità non si sa interrogare neanche di fronte a questi eventi così tragici e gravi, è veramente una comunità che ha perso il cuore, e noi invece lo dobbiamo ritrovare. Credo sia un po' il senso anche di tutta la vostra... Grazie Sindaco. No, le diamo tutti insieme, cosa ha detto? Vieni pure Matteo, capogruppo del Noale, prego. Allora, buongiorno a tutti, io sono Matteo, capogruppo del Noale.
volevamo intanto ringraziarvi per la vostra presenza, siamo molto contenti di avervi qui con noi e soprattutto ci tenevamo come gruppo, ma anche come comunità, insomma, di ringraziarvi per il vostro servizio, perché spesso e volentieri è un servizio silenzioso, magari che non si vede, però che per le nostre comunità, per i nostri gruppi, per le nostre zone è essenziale. E quindi noi cerchiamo di fare il nostro educando con i principi dello scautismo i nostri ragazzi, ma è bello vedere che il supporto poi cresce e non viene abbandonato con l'età e soprattutto che è un servizio che continua e che continua ad andare avanti negli anni. Vi ringraziamo anche per il supporto che state dando ai ragazzi del reparto che sono fuori ad accogliervi e che vi aspetteranno anche dopo per il momento di pausa. Servirà molto per il loro servizio e per il loro campo di quest'estate, perché hanno avuto qualche problema tecnico con le tende, quindi una mano, ecco, è sempre ben accetta. E basta, vi ringrazio nuovamente e vi aspettiamo nel caso in futuro avreste ancora bisogno di noi, siamo qui, insomma. Grazie Matteo. Prego Pietro. Pietro, responsabile del Veneto, della GESCI, prego. Grazie. Beh, i capigruppo sono forti, ha già detto tutto lui. Bene, no, grazie dell'invito, ci tenevamo a salutarvi. Vi saluta anche Betty, insomma in questo periodo dobbiamo un po' dividerci perché gli impegni sono tanti. E grazie anche appunto per il servizio, questo servizio silenzioso, e a volte noi chiamiamo il Masci per farsi dare una mano, e dimenticando che insomma le mani che lavorano bene sono mosse da testa e cuore che lavorano bene, e quindi forse l'augurio è anche di trovare delle alleanze nuove nelle nostre comunità. Poi nelle comunità dove c'è il Masci il gruppo è più solido, questo è evidente, è così ed è innegabile, e anche la comunità tutta è più solida perché insomma siamo due associazioni diverse, no? Però la strada è comune, quindi proviamo a percorrerla un po' più a fianco anche, e grazie veramente. C'è anche il mio capo reparto qua, quindi guarda qua, saluto. Grazie di nuovo, vi rubo poco tempo. Grazie Pietro. Tu ci hai fatto la proposta indecente, guarda che sei qua che l'hai detto davanti a tutto, faremo in modo di essere più collaborativi con tutti gli scautismi giovanili. Prego, vieni Marco. Sì, per Pietro. Sì, ci sono più iniziative, c'è una raccolta fondi, siamo in contatto con i regionali dell'Emilia Romagna perché insomma siamo regioni vicine, e so che a Verona stanno da poco un po' velocemente organizzando Zampe Asciutte, che è un evento per i lupetti dell'Emilia Romagna che quest'estate faranno fatica a partecipare ai campi e cercano sia volontari, e anche qui di nuovo le mani, però va bene, sia volontari e anche o capi o per la cucina, per fare in modo che le 3/4 basi del veronese siano operative già da giugno, perché l'evento parte il 12 giugno, e per dare la possibilità a questi ragazzi. La cosa importante è coordinarsi, sì, forse evitare quelle iniziative a titolo personale e convogliare verso iniziative già in essere, già presenti e soprattutto concordate con l'Emilia Romagna. Abbiamo 2 squadre di Agesci Veneto della Protezione Civile impegnate fino al 4 giugno per il momento, dovevano andare giù 2 o 3 giorni, invece insomma è tutto il periodo che stanno facendo lavoro di segreteria e di coordinamento dei volontari, e la situazione non è facile, poi soprattutto dalla parte della Romagna in realtà, perché l'Emilia tutto sommato non è stata toccata, i paesi alti più che acqua sono smottamenti, strade interrotte, paesi isolati e frane, questo è il problema, e invece nei paesi più a valle c'è ancora acqua che rimane, sono zone ancora alluvionate. Sì, Erbè. Sì. Sì.
Sì, esatto. Ce lo rinnovi dopo, Nicoletta. Ce lo rinnovi dopo come proposta che potrebbe essere... Sì. Ah, ok. Noi ti aspettiamo quando avrai finito il tuo servizio, magari non dissanguato, perché siamo certi costituirai una nuova comunità del Mascia. Grazie, sono di Vicenza, quindi ci diamo da fare. Anche a Vicenza? Ok, grazie mille. Grazie Pietro. Marco, con doppio piacere lo accogliamo perché è del CNJ e devo dire che da quando ci sono io è la prima volta che venite, quindi sono proprio felice. A te. Grazie, in realtà io ho inizio da poco perché questo è il mio primo mandato, quindi da pochi mesi che sono stato nominato e mi ha fatto molto piacere il vostro invito, mi ha fatto molto piacere poter essere qui a darvi un saluto e augurarvi un buon lavoro. Ho visto dal programma che avete è una riunione produttiva, non è una cosa... un incontro così per stare insieme, che c'è da lavorare. A me fa molto piacere potervi augurare buon lavoro, anche poi mi sono poi ritrovato nella lettura di oggi quando si parlava di uscire dal complesso dell'ostrica, era molto azzeccata con l'idea che avevo io. E questo, una giornata come questa, un giorno come oggi in cui ci si trova, si sta tutti assieme, si lavora, ognuno dà il proprio contributo, è proprio uno di quei passi che ti fanno uscire dal tuo nido, dalla tua tana, perché io sono un lupettaro per cui mi viene molto facile parlare di tana, quindi che poi per gente come noi, per scout come noi, non è molto strano, nel senso che chi è cresciuto ripetendosi gioca il gioco, non stare a guardare, rendi il mondo migliore di come l'hai lasciato. Una giornata come questa è l'occasione per farlo, per dare il proprio contributo. Quindi buon lavoro e grazie anche di quello che fate, perché so, le nostre associazioni molte volte collaborano, quindi mi fa molto piacere. E buon lavoro e grazie anche per gli impegni che si stanno tenendo anche in Emilia Romagna, che comunque coinvolgono tutta la popolazione, non solo senza guardare a Gescio, CNJ e così via. Quindi buon lavoro. Grazie Marco. Noi come, anche questa è una consuetudine, ma non si fa perché è una cosa che si fa e basta, si fa perché desideriamo anche lasciare sempre la nostra traccia. Sindaco, prego. Noi le lasciamo qualcosa di nuovo rispetto a... Quanti anni fa? 4, 5? 2019 eravamo qua, vero Gabri? E parla di noi, parla di quello che siamo, questo vale anche per voi adesso, venite pure anche voi. Quindi insomma lasciamo la nostra traccia a testimonianza che siamo stati qua e che comunque siamo davvero un movimento pensante, un movimento che lavora per rendere ancora il mondo migliore, contribuendo col nostro essere adulti scout, insomma, in cammino. Marco, grazie. Marco, a te lo stesso, una traccia. Matteo e Pietro. E salutami tanto Betty, di Monica Floriano. Bene, allora ci salutano, mi sembra tutti, ma voi potete rimanere quanto volete, ma so che tu me l'hai detto, il sindaco uguale. Buona strada, davvero una buona strada e grazie ancora, alla prossima. Ok, grazie. Salutiamo i nostri ospiti e cominciamo la nostra assemblea. Allora, come ho detto, è valida, validissima, 40 comunità presenti, un numero di... Moreno, quanti siamo? 40, ma quanti? 100 e numero? Saremo 140, 150? Di più? Bene, adesso me lo dici. Bene, allora carissima assemblea, noi proponiamo alla presidenza di tale assemblea Maurizio Niero, che accogliamo. Sì.
affiancherà Maurizio Niero, o meglio proponiamo l'affiancamento come segretaria Cristiana, non mi ricordo il cognome, Codemo. Vieni Cristiana. Posso salutare Maurizio se vuoi salutare quelli da casa. Perdonatemi l'ultima volta. Un altro saluto. Vieni Cristiana. 142 siamo qua, bene. Salutiamo appunto il Presidente e la Segretaria. Un'ultima cosa, poi lascio la parola al Presidente, aperta così ufficialmente la nostra Assemblea. Siamo in streaming, quindi tutto quello che verrà detto non può essere tagliato. No, è un'opportunità, è una grandissima opportunità. Siamo riusciti, grazie a Piero, che già ci ha fatto vedere grandi cose che fa. Un applauso. Già a Ponte di Piave. E anche questo è un piccolo tassello che ci stiamo migliorando rispetto all'essere tecnologici. Quindi i giovani possono dire wow, anche a ori ise tecnologici. Mi taccio, un saluto a tutti da casa, do la parola al Presidente. Bene, niente, speravo di vivere un'assemblea normale, ma anche stavolta è così, cercherò di fare ovviamente del mio meglio. Se mi siedo non mi vedete, vero, in fondo? Vabbè, cerchiamo in qualche modo di rimediare. Allora, ci sono delle cose che sono dovute. Noi dobbiamo eleggere il comitato mozioni e le proposte che mi sono state consegnate sono quelle di Sabadin Chiara, Piazza Giuliana e Zanetti Donatella. Ecco, per acclamazione, se non c'è qualcuno che ha qualche obiezione, direi che possono prendere posto se siete d'accordo. Fatevi sentire se siete d'accordo. Benissimo. Ecco. Poi servono degli scrutatori perché ci saranno appunto delle votazioni e i 4 scrutatori che mi sono stati segnalati sono Italo Zordan, Rodighiero Elia, Casagrande Giuseppe e Mattarello Silvano. Ecco, se si vogliono, se si alzano così li riconosciamo e anche se si mettono poi in punti strategici che in qualche modo facilitano la lettura dei voti. Ecco, questo quindi abbiamo un po' composto, diciamo così, gli organismi dell'Assemblea. Forse si sono dimenticati, dovrebbe essere la prima volta di una nuova comunità che partecipa a un'assemblea regionale, che è Santa Maria di Camisano, se non sbaglio. Si possono alzare quelli di Santa Maria di Camisano? Ecco, io direi che passando da Santa Maria di Camisano e arrivando a Scorzè, che invece è una comunità un po' più vecchiotta, che potrebbero alzarsi, perché sono anche... Sì, è il prima, l'anno scorso. E forse anche Desemuson è la prima assemblea, vero? Ecco, allora abbiamo un'altra comunità che è la sua prima assemblea regionale e quindi incoraggiamo queste nuove presenze che sono per noi segno in qualche modo che il movimento è ancora vitale. Allora, avete visto tutti l'ordine del giorno, è previsto la relazione anzitutto degli animatori regionali, da noi si chiamano così, segretari, un po' sull'attività dell'anno trascorso. Abbiamo poi l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo del 2023 e poi passiamo, siccome è un'assemblea elettiva, alla candidatura al ruolo della nuova animatrice regionale. Ecco, poi invece ci saranno i lavori di gruppo, diciamo così, sul nuovo progetto. C'è una cosa, l'assemblea, sappiamo, può raccogliere anche delle mozioni e raccomandazioni che sono al di fuori,
ok? Dei lavori che si faranno. Quindi io direi, se qualche comunità ha qualche mozione o raccomandazione, la porta al comitato mozioni entro questa prima mezz'oretta, se l'ha portata da casa, in modo che la prendiamo in considerazione eventualmente prima di passare ai lavori di gruppo, ok? Faccio già una precisazione. Lavoreremo sul progetto regionale, però allora, l'Assemblea, sappiamo tutti, è l'organo sovrano della nostra regione, è rappresentativo, però per regolamento non è quella che deve approvare il progetto regionale. Il progetto regionale è uno strumento che ci siamo dotati noi. In realtà il nostro regolamento dà il compito di approvare le idee, le iniziative, il tutto, il programma, al Consiglio regionale. Quindi la nostra Assemblea darà degli indirizzi che poi saranno fatti propri dal Consiglio regionale. L'approvazione del progetto sarà del Consiglio regionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire questo, poi lo ripeterò magari meglio, che sostanzialmente saranno presi tutti i lavori dei gruppi e saranno visti sostanzialmente come raccomandazioni, anche se non abbiamo nessun testo da approvare. Mi spiego, perché non è competenza della Regione, ecco, stabilire il progetto. Casomai dopo lo chiarisco meglio, insomma, ecco. Però questo vuol dire che comunque ovvio che il Consiglio dovrà rimanere dentro, diciamo così, no, alla cornice che sarà disegnata da questa Assemblea. Ok, allora passiamo al primo punto e do la parola agli animatori regionali per la presentazione un po', ecco, dell'attuazione delle attività del 2022. Carissime e carissimi, siamo arrivati alla conclusione di questo anno, che è anche il termine del triennio del nostro progetto regionale. Il pericolo di pandemia trascorso ha lasciato i suoi segni, in particolare nelle relazioni. Probabilmente non sarà più nulla come prima, o meglio, non come prima, ma meglio di prima, perché dovremo essere più consapevoli di cos'è essenziale per le nostre vite e allo stesso tempo più responsabili della cura di ciò che di prezioso ci è stato donato. L'anno si è aperto con l'Assemblea nazionale a Lucca, nella quale si è discussa anche molto animatamente la modifica dello Statuto, che poi è stato approvato a larga maggioranza. Con l'approvazione dello Statuto, l'Assemblea nazionale ha confermato la volontà di guardare avanti al futuro del Masci e sono stati confermati alla Presidenza e alla Segreteria nazionale rispettivamente Massimiliano Costa e Mimmo Cotroneo, unitamente alla nomina di un rinnovato Consiglio nazionale e Comitato esecutivo di cui fanno parte della nostra regione Maurizio Niero al secondo mandato consigliere e nominato vicepresidente nazionale e Rosanna Bonollo come membro del comitato esecutivo. E con l'entusiasmo di aver vissuto un'assemblea che ha segnato un cambiamento epocale, che il nostro movimento ci siamo rimboccate le maniche, pronti per un anno che si prospettava ricco di opportunità e proposte, con coraggio e speranza. Come da programma regionale, il percorso educativo 22-23 prevedeva 2 squeri, i quali si sono svolti con una consueta buona partecipazione. Il primo si è tenuto a gennaio nella bella abbazia di Praglia sul tema Un'etica per il futuro, educarci alla coscienza per riconquistare un'etica, un senso civico e di giustizia rispettose delle persone e delle diversità. Il relatore Alberto Fantuzzo, con i suoi input a partire dal nostro essere scout e su alcuni principi e valori della Costituzione italiana, ci ha provocati e poi stimolati su quanto possiamo e dobbiamo fare la nostra parte per essere adulti coerenti e significativi.
A marzo il secondo squarro si è tenuto a Ponte di Piave, cittadina che ci ha piacevolmente sorpreso raccontando di luoghi e personaggi che hanno fatto la sua storia. Ci siamo confrontati sul tema essere generativi come persone, comunità, società e per una concreta speranza nel futuro. Dall'io al noi diventiamo seminatori di sogni. Gli ospiti Luciano Gallo e Andrea Cereser ci hanno consegnato prospettive nuove, anche attraverso la lettura della storia, per continuare con speranza e credere che dobbiamo e possiamo contribuire alla costruzione del futuro con una nuova consapevolezza e nuove responsabilità, provando anche a credere ancora ai sogni. Anche Elena Bonetti, altra ospite che doveva collegarsi da remoto, ma con le difficoltà incontrate con la connessione non è riuscito, ha comunque contribuito con l'invio di un video dove ha espresso l'importanza di continuare ad essere generativi, convinti seminatori per le future generazioni. Gli squarri molto partecipati ci confermano la loro validità e importanza dei contenuti trattati per una continua crescita e ricchezza personale. L'offerta formativa della Regione propone i momenti della scoperta e della riscoperta come esperienze significative per i singoli e comunità che si approcciano al nostro movimento o sentono la necessità di nuove risposte e nuovi stimoli. Anche quest'anno erano in previsione inseriti nel programma regionale, ma non avendo ricevuto richieste non si sono svolti. Dopo alcuni anni in cui si è avvalsi di una lista d'attesa, ci auguriamo che, anche con la nascita di nuove comunità, questi momenti della scoperta e della riscoperta riprendano e continuino ad essere considerati dagli adulti scout e dalle comunità della regione un'occasione di continua crescita personale. Nel corso dell'anno, nel programma avevamo fissato 2 momenti in Consiglio regionale come occasione formativa. Il primo, svolto a settembre, accompagnati da Chiara Costantini, formatrice della GESI, attraverso la sua proposta esperienziale ci ha fatto riflettere sulle dinamiche e la gestione dei conflitti. Il secondo momento, a fine aprile, i magister hanno vissuto un Consiglio regionale diverso, in cui da protagonisti si sono lasciati coccolare, dedicandosi del tempo per l'ascolto reciproco, per la condivisione e il confronto, per ridere ma anche per pregare assieme. Un'esperienza da rivivere visti i consensi raccolti. Lo sviluppo. Allo squarro di Ponte di Piave abbiamo dato il benvenuto alla nuova comunità di Santa Maria di Camisano, che appunto abbiamo salutato anche oggi, della zona di Vicenza, ma nella stessa zona ha chiuso una comunità per motivi legati all'età dei componenti. Un'altra comunità, Labano 1, della zona di Padova, in via di costituzione. Prendiamo atto che i censimenti confermano il numero di 57 comunità presenti nel Veneto, con un numero di 762 adulti scout censiti. Da evidenziare che il numero di censiti è diminuito e questo probabilmente è dovuto all'inevitabile invecchiamento delle comunità, ma anche alle scarse o quasi nulle occasioni di incontro e di relazione tra noi causate dalla pandemia, nelle quali attività e servizi sono stati penalizzati, rendendo ancora più difficile e complicato il nostro cammino. La fotografia della Regione aggiornata sulle realtà scout giovanili dei nostri territori è stata presentata dalla Pattuglia Sviluppo all'Assemblea dello scorso anno. Auspichiamo che da questa proiezione si riparta provando a fissare e a concretizzare nuovi obiettivi là dove sussistono condizioni che permettano contatti e proposte per far conoscere la nostra proposta. Lo scorso fine settimana si è tenuto a Roma il Seminario dello Sviluppo, occasione in cui sono stati trattati temi a riguardo. Più tardi daremo la parola a chi ha partecipato al seminario come nostri rappresentanti perché ci dicano in pillole i contenuti emersi. La pattuglia comunicazione, formata da un rappresentante per zona, è a disposizione per l'aiuto alle comunità che hanno difficoltà con l'uso del computer. Piero, della comunità di Bovolone, si è reso disponibile per rivedere e risistemare il nostro sito regionale. Oggi lo presentiamo nella sua nuova veste, frutto del lavoro di condivisione della pattuglia. Nutriamo la speranza che questo nuovo look sia motivo per sentirlo più nostro,
anche attraverso la collaborazione con gli incaricati di zona alla comunicazione, inviando loro materiale delle vostre attività che saranno poi pubblicati per rendere più visibile ciò che facciamo. Un altro obiettivo in programma era incontrare i rappresentanti delle consulte diocesane. Con la formula ormai rodata del web abbiamo aperto una condivisione sulla situazione e sono emerse le difficoltà e le fatiche incontrate che si ripetono ormai da tempo. La nostra volontà è quella di essere vigili e partecipi, continuando a portare il nostro contributo attraverso gli incaricati. Quest'anno non siamo riusciti a vivere in presenza un'uscita insieme ai coordinatori e ci siamo incontrati da remoto. Continua la ripresa delle attività dopo la pandemia e le zone, molto diverse tra loro, anche come impostazione delle loro attività, proseguono il loro cammino ponendo l'attenzione alle relazioni tra e con le comunità, consapevoli dell'importanza di recuperare e rinforzare lo stare insieme. Anche il nuovo progetto regionale sarà un valido strumento per i segretari con l'obiettivo che mirino all'attenzione e alla cura delle zone. Gli orizzonti. Ci attende ora di volgere lo sguardo al prossimo triennio a pensare quali possono essere le cose importanti da condividere come sforzo della Regione per crescere come persone, come comunità. Lo facciamo attraverso un progetto che vuole essere la raccolta delle idee e degli obiettivi condivisi dalle comunità che sostengono e guidano le iniziative del livello regionale. Il progetto non è quindi uno strumento riferito alle attività di una comunità che nella sua autonomia deve decidere i propri obiettivi e programmi. È invece strumento necessario ai segretari animatori e alle altre strutture regionali chiamati ad assolvere al loro mandato secondo linee condivise dalle comunità. Per questo il suo significato di guida delle attività regionali è corretto che contempli tutte le materie di competenza della Regione, le linee di programma, gli obiettivi e le modalità di lavoro. Questa assemblea lavorerà sulle materie partendo dalla base dello schema prodotto dall'apposita pattuglia di lavoro che ha raccolto e analizzato i contributi delle comunità. La sua approvazione sarà fatta in Consiglio regionale recependo gli indirizzi e le integrazioni che saranno approvate in assemblea. Bene. La parola al Presidente. Allora, diciamo che questa relazione non è da votare, non è da approvare. Ecco, non so se qualcuno abbia qualcosa da dire. Io non voglio aprire un dibattito, ecco, eventualmente se c'è qualcosa rispetto anche a quello che è stato sottolineato dai nostri animatori regionali nei lavori di gruppo può farlo emergere, sempre con una prospettiva, no? Ecco, di miglioramento delle cose, no? Di far meglio, ecco, nel prossimo triennio rispetto alle cose vissute in passato. Lascerei la parola, credo, a Lionello, perché mi sembra che sia anche facente tesoriere, sempre in attesa che qualcuno sia disponibile eventualmente a questa carica, e passerei a un discorso di approvazione del bilancio. Qui passiamo invece a un momento che dovremo esprimere il voto. Allora vi do i numeri. Siamo presenti in 40 comunità su 57, il 70% delle comunità della regione. Credo sia negli ultimi anni sia un qualcosa di estremamente importante che ci sia, diciamo, questa partecipazione, e invece come presenti siamo 142. Questo servirà poi per diciamo un po' la votazione. Quindi l'assemblea possiamo dichiararla valida, perché è valida se c'è la presenza della metà delle comunità più uno, che sarebbero 29, quindi 40, siamo abbondantemente, ecco, a posto.
Allora, penso come tutti l'avete nel vostro libretto, c'è il bilancio, no? Lo schema del bilancio. Passiamo col bilancio consuntivo. Allora, come vedete, inizia che all'1/1/2022 come fondo, cioè come conto corrente in banca etica avevamo 4.308,08. Come cassa contanti avevamo 506,81. A dopo. Abbiamo, diciamo, una quota di ritorno nel 2022 da parte del nazionale pari a 853,25 euro. Quote versate a livello regionale 0, perché sono quei famosi 2 euro che ogni comunità doveva dare per censito a regionale, che non è stata richiesta, per dare la possibilità alle comunità che dassero un aiuto ai propri, che dassero un aiuto ai propri, diciamo, componenti, ai propri censiti, per la partecipazione, che quando vanno ai vari eventi, sia, diciamo, nazionali che anche ai vari eventi formativi che vengono richiesti. Per gli eventi regionali c'è stata un'entrata, che sono gli squeri e le assemblee, pari a 1.923 euro. Dagli eventi regionali abbiamo avuto un'entrata, nazionali, un'entrata di 500 euro. Poi trovate questa voce che è nuova, che è stata inserita in questo bilancio, perché è uno storno della differenza fondi dovuta a cosa? Adesso vi spiego. Allora, nell'assemblea dell'anno scorso a Villa Dose è stata, diciamo, come si può dire, segnata, cioè proposta, è venuta una proposta di destinare una quota pari a 2.000 euro per un contributo, diciamo, da dare alle comunità che ne facessero richiesta sui loro progetti, se vi ricordate. Per andare a fare questa operazione bisognava, diciamo, prelevare dal fondo che avevamo, diciamo, lo scorso anno, il fondo di investimenti. Quando sono andato in banca etica per fare questa operazione, il direttore di banca etica mi faceva notare che i fondi che avevamo investiti erano 4-5 anni che continuavano ad andare in perdita, perché i fondi non avevano un ritorno positivo, ma continuano sempre, diciamo, a scendere come frutto di investimenti. E ci ha proposto, diciamo, una soluzione un po' idonea, dove che quello che è stato, dopo che lo trovate a fine, che dopo vi elencherò, che è stato proposto di fare una forma nuova, diciamo, di investimento che di sicuro dà dei frutti positivi. Allora noi abbiamo, il fondo era di 13.677,24 euro che avevamo, diciamo, come fondi. Abbiamo prelevato da quel fondo 3.677,24 euro che sono stati, diciamo, sono stati messi in conto corrente. Anche perché se noi avevamo questo prelievo in occasione dell'Assemblea nazionale, quando il movimento, diciamo, dà di solito un contributo di spese, cioè paga il pullman a tutti i delegati che partecipano all'Assemblea, non avevamo, perché dal nazionale non era ancora tornata tutta la quota che dopo ci è tornata nel 2023, l'altra parte del contributo che il nazionale doveva dare. Quindi non avevamo soldi sufficienti per pagare anche i pullman che ci doveva dare. Però con questa operazione non c'è stato problema di, diciamo, di cassa, quindi abbiamo risolto anche
quel passaggio lì. Ecco. Allora, come spese di funzionamento abbiamo commissioni bancarie 269,45, spese di cancelleria per l'anno 2022 sono stati 229,70 euro, spese per rimborsi istituzionali a livello nazionale sono 363,90, spese per rimborsi di riunioni regionali, che sono le spese dei segretari, diciamo, sono pari a 328,50 euro. Per la pattuglia regionale non c'è stato nessun rimborso, anche perché ultimamente come pattuglia regionale cerchiamo di trovarci molto via web, sia per diminuire le spese, sia per tempo, sia per anche, forse vediamo che è la forma migliore. Poi per eventi regionali, che sono le spese delle assemblee e degli squari che abbiamo fatto, sono stati 2.096 euro. Per il nostro sito web la spesa per il 2022 è stata pari a 247,54. Spese di funzionamento non ne abbiamo volute. Spese per gli eventi nazionali, che è stata diciamo, le spese che abbiamo avuto per l'Assemblea nazionale, per l'Assemblea nazionale, sono state di 3.364,50. Poi come altra spesa abbiamo, come per l'anno 2022 non c'è nessuna spesa, perché non è stato dato nessun contributo, perché per le attività che hanno fatto loro non c'era questa necessità. Per Villa Buri, come sempre, ogni anno c'è la nostra quota associativa, che è pari a 250 euro. Per lo scambio delle luci lo stesso non c'è stata nessuna spesa. E dopo per i momenti, diciamo, formativi che sono stati fatti, sia a livello, diciamo, partecipazione ai momenti formativi a livello, diciamo, nazionale, eccetera, sul discorso sviluppo, comunicazione e formazione, sono stati pari a 485,60. Per un'entrata, diciamo, la voce entrata è 11.768,39, le spese sono di 7.635,19, al 31/12 come banca etica, cioè come fondo in banca etica, conto corrente abbiamo 4.007,11 euro e soldi in contanti ne abbiamo 126,08, pari a 11.768,38. Poi, come vedete nella parte finale, c'è stato questo nuovo tipo di investimento che è stato suddiviso in tre parti. Che è stato il primo, ci sono stati investiti, diciamo, 4.000 euro per 5 anni, 3.000 euro per 4 anni e 3.000 euro per 3 anni, che se ci sono bisogni possono venire usati, se no al termine di ogni, diciamo, scadenza possono essere rinnovati ancora. Poi c'è la quota azionaria di banca etica, che sono le azioni che chi apre un conto corrente deve avere per cosa, sono pari a 610 euro. Se c'è qualche domanda prima di passare alla presentazione del bilancio preventivo. Domande? Lionello, è stato chiaro? Semplice? Vuol dire che finché siamo in attivo le cose vanno bene? Il problema è quando andiamo in rosso. Dai, allora...
Sì, forse non c'è in questo bilancio 2022 non c'è la seconda parte di entrate del nazionale che ci è arrivata nel 2023, perché il nazionale nel ritorno che dà sulle nostre quote associative, che ritorna diciamo a ogni regione, è diviso in due tranche. Una la danno di solito nella prima parte dell'anno e una prima che termina l'anno. Però in occasione c'è stata l'assemblea di Lucca che è stata a novembre e c'era da verificare le quote diciamo compensative eccetera. Lo storno del nazionale a noi ci è arrivato nel 2023, quindi lo troverete in più sul 2023, quella quota, quindi quei famosi 3.677 euro che sono tornati all'interno del nostro conto corrente è stata perché l'anno scorso a Villa Dose c'è stata questa richiesta di avere un fondo, cioè di avere una quota a parte disponibile per le comunità che ne fanno richiesta, che hanno dei progetti, che su questi progetti dopo ci sarà una valutazione della validità di questi progetti, dove la Regione dà un suo contributo. Siccome a noi nel 2022 non è arrivata nessuna richiesta, ci sono i soldi lì, ci sono quei soldi lì, e adesso sono lì a disposizione. Dopo se arriveranno delle richieste le faremo a valutazione, se non saranno sufficienti i 2.000 euro, vedremo se si possono integrare. Ecco, c'è stata questa diciamo operazione. Quindi, quindi a noi diciamo c'è stato quest'anno c'è questa diversità che rispetto agli altri anni le quote arrivavano entro l'anno solare, quest'anno la seconda parte è arrivata diciamo l'anno successivo. Vai. Conto corrente, quello che abbiamo in conto corrente al 31 dicembre. Altre domande? Va bene, secondo me è da come si legge e in effetti l'invito un po', no, di riuscire magari a puntualizzare meglio, perché c'è scritto in entrata anche il fondo che era a disposizione iniziale, che va eroso, e infatti ecco c'è un po' sta cosa, però sostanzialmente insomma c'è un equilibrio, ecco, da una a un'altra, ok. Da un'altra parte. Benissimo, mi sembra che qua c'è la mozione, io invece faccio una puntualizzazione.
approvando questo bilancio approviamo anche quello che è stato l'investimento in banca etica, cioè i 5 anni, 4 anni, 3 anni che c'è scritto là. Ovvio che in questo momento, approvando così come ci ha proposto Lionello il bilancio, approviamo anche questo tipo di investimento. Okay? Sì, che ci è stato suggerito da banca etica per avere un ritorno positivo, perché se mi dicevano se voi li lasciate nei fondi continuano a scendere. Certo. Bene, allora passo la parola al... Siccome è un fondo, mi sembra che sia stata, adesso non lo so, il punto di partenza, perché io quando è stato fatto non c'ero, quindi cioè l'abbiamo trovato, io l'ho sempre trovato lì, quella cifra lì investita, però mi diceva banca etica che negli ultimi 4-5 anni invece di avere un riscontro positivo di questi fondi continuava a scendere sempre di più, e ha detto se li lasciate lì vi troverete sempre meno. Ma cambiano anche... Sì. Cioè, allora, c'è Roberto. Roberto, vai. Bene, raccogliamo l'invito di Roberto. Mozione 1. Per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022. I sottoscritti animatori, segretari regionali, visto il bilancio consuntivo 2022 presentato dall'Assemblea, propongono la seguente mozione. L'Assemblea regionale del Masci, riunitasi annuale in data 28 maggio 2023, approva il bilancio consuntivo 2022 come presentato. Gli animatori, i segretari regionali, Monica e Lionello. Allora, scrutatori, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli all'approvazione del bilancio? Io direi che senza passare la conta sembra palese. Facciamo la controprova. Quanti contrari?
2 contrari. Quanti astenuti? Nessun astenuto, quindi con 2 contrari comunque viene approvato. Bene, passiamo alla previsione 2023. Come bilancio di previsione 2023 partiamo con le entrate. Si parte dal fondo cassa che era 31/12 di 4.007,11 €, poi i soldi in contanti di fondo cassa 126,08. Abbiamo messo come previsione del ritorno dai nazionali di 2.000 €. Come quote a livello regionale lasciamo ancora a 0 € perché come ripeto che abbiamo detto prima, sono soldi che noi lasciamo alle comunità perché loro aiutino i loro componenti e li invitano a partecipare dando loro un contributo ai vari momenti, eventi che si fanno, in particolare i momenti formativi a livello nazionale. Poi quote versate a livello, cioè eventi a livello regionale, abbiamo messo 2.000 € che sono i tre eventi che facciamo ogni anno, sono i 2 square e l'assemblea. Dagli eventi nazionali abbiamo messo una previsione di 1.000 € di ritorno, non c'è più fondo storno di fondi perché un'operazione è stata sotto nel 2022. Poi come spese di funzionamento abbiamo messo 200 € di spese bancarie, 100 € di cancelleria, 300 € per rimborsi eventi, riunioni a livello nazionale, 200 per il discorso regionale, 100 € per rimborsi alla pattuglia di previsione, poi abbiamo messo per gli eventi regionali una spesa di 2.000 €, per il sito web abbiamo messo in previsione 500 €, dopo se sono meno meglio ancora, spese di funzionamento 0 e per eventi nazionali un preventivo di 1.000 €. Poi per altre spese abbiamo messo per l'Alpe Adria 300 € per l'evento che andranno a fare al Gemboret che ci sarà qua a giugno, poi sempre la quota associativa di 250 € di Villa Buri, più previsione di 200 € per il contributo per lo scambio della luce, e abbiamo messo i 2.000 € diciamo lì per il discorso della formazione, sviluppo eccetera per i vari progetti che come previsione se c'è bisogno di integrare dopo si valuterà, insomma, ecco. Per un'entrata pari a 9.133 €, spese 7.150, noi abbiamo messo in previsione che al 31/12 del 2023 come fondo di riserva di avere in cassa 100.983,19, contanti non abbiamo messo 0 perché speriamo di non averne, se no lo metteremo nel bilancio consultivo, e poi abbiamo riportato i famosi investimenti di banca etica che sono stati fatti quest'anno, insomma, ecco. Domande, chiarimenti? Noi li abbiamo messi in previsione, diciamo, se ci sono dei momenti diciamo, formativi, esempio a settembre c'è un evento molto importante che viene lanciato dal Nazionale per i giovani adulti del nostro movimento. Ecco, noi abbiamo messi lì in previsione che se se noi avremmo piacere che dalla nostra regione ci fossero delle persone che partecipassero a questo evento che è riservato a quella fascia di età, e noi come regione siamo disponibili a dare un contributo per questa partecipazione, insomma è una previsione che abbiamo messo lì per questo evento in particolare, insomma.
Adesso ve lo diciamo, sentiamo prima. Allora do una precisazione sull'evento dei giovani prima e poi do la parola a Lionello per questo secondo intervento. È stato proposto a livello nazionale questo evento proprio in funzione di un'idea di sviluppo, di un'idea di un movimento che guarda il futuro. Sotto i 50 anni, diciamo sotto i 50 anni, ovvio che uno 40, 50 non è giovane, però diciamo che sotto i 50 anni c'è un numero che abbiamo più o meno stimato in quasi 500 persone a livello nazionale. Non sono tantissimi e si diceva di sentirli, capire le esigenze che ci sono, però per fare questo occorre un evento dove siano loro che in qualche modo sono protagonisti e possano parteciparvi. L'idea era anche quella di allargare la partecipazione anche alla famiglia. È previsto a settembre. Abbiamo sondato, cioè è stato mandato, non so se qualcuno di voi sotto i 50 abbia ricevuto anche una specie di domande, di questionario, e sono arrivate quasi un centinaio di risposte dove molti dicono sì, noi partecipiamo ma abbiamo bisogno di due cose: che l'evento non sia estremamente costoso e sia facilmente raggiungibile, un posto raggiungibile, ecco perché l'idea era farlo ad Assisi, ma i sardi ad Assisi fanno veramente tanta fatica, quelli della Sardegna, sardi, non voglio offendere nessuno, fanno un po' di fatica, così come molti altri. Per noi magari poteva andare bene, quindi sarà sicuramente nei dintorni di Roma. Per il prossimo consiglio, che è a giugno, sicuramente ci saranno tutti i dettagli, Consiglio nazionale, però l'idea è questa, di far sì che le comunità in qualche modo diano uno stimolo a delle persone che in qualche modo dovrebbero pensarsi che rappresentano una parte di Masci che dovrebbe fare forse una strada un po' più lunga di qualcun altro. Ecco, questa è un po' la cosa. Do la parola a Lionello, invece per il resto. Dico una cosa, noi non saremo obbligati ad approvare il bilancio di previsione. È una proposta che fanno i segretari, ma da un punto di vista nostro non avremo questo obbligo di legge. Ecco, per cui le 200, 250, cioè inutile dal mio punto di vista che andiamo a fissare in maniera minuziosa, no? Che poi, siccome è un bilancio, no, di cassa definitivo, sicuramente si trovano i giusti accorgimenti. Ecco, noi abbiamo pensato, diciamo, di mettere un po' queste cifre per far sì che anche noi, diciamo, avremmo piacere che le spese diminuissero, quindi in previsione di questo, insomma, ecco, sappiamo che magari il discorso commissione bancaria può darsi che dopo ci siano, diciamo, dopo dipende sempre dalle varie operazioni che vengono fatte, insomma, quindi noi cercheremo di contenere anche queste spese, per quello ci siamo limitati di tenere queste cifre un po' così, un po' più basse, insomma, ecco, per quello è un po' il motivo principale, insomma.
questa cosa non la so, a noi regionali questa richiesta non è mai arrivata. Sì, però io adesso diciamo personalmente, diciamo, se l'Assemblea è d'accordo possiamo destinare. Sì. Se l'Assemblea è d'accordo, per dei casi particolari che dovessero verificarsi, possiamo decidere di dare il nostro contributo come Regione. E se l'Assemblea decide questo, non c'è nessun problema, insomma. Però faccio una precisazione. C'è il fondo per l'iniziativa dei giovani, perché a livello nazionale c'è quello. Non c'è nient'altro, per cui direi che nel 2023 andare a prevedere l'accantonamento di una somma che non ha a fronte di nessuna giustificazione del caso che potrebbe verificarsi, direi è un discorso da tenere presente per l'anno 2024, quando ci sarà l'evento nazionale che potrebbe verificarsi il caso. Ah, ok, eventualmente sì, sull'eventualità potrebbe essere, certo, però nel 2023 non c'è questa prospettiva, per cui non so se ci sono... Certo. Non lo so, io metterei a votazione il bilancio, proprio perché diciamo, teniamo conto che è un bilancio presentato ma che non avremo l'obbligo di farlo, cioè va preso come orientamento e poi è ovvio che ci sarà il consuntivo. Sì, io direi... Certo. Direi che è un'indicazione buona da tenere presente. Non avete sentito l'indicazione? L'indicazione è quella di fare, rispetto alle opportunità che offre il bilancio regionale alle comunità, ai singoli adulti scout, un piccolo vademecum, cioè di dire che ci sono, come quella che diceva Roberto, no? L'indicazione di Roberto, eccetera, di dire facciamo un elenco, insomma, ecco, delle opportunità, in modo che ogni comunità sa che c'è questa possibilità. Credo che... Allora, per quanto riguarda il discorso dei giovani, questi giovani devono essere iscritti oppure possiamo pensare anche a mandare delle persone che abbiamo contattato e che pensiamo siano in grado o abbiano l'opportunità di formare o un nuovo gruppo o di aggregarsi alle comunità già esistenti? No, questa è una bella domanda. Ce la siamo posta e noi vorremmo che un po' tutte le cose che si fanno a livello di MASCI possano essere aperte anche a chi non è iscritto. Quindi viene considerata. Vedremo con il lancio, ecco, come eventualmente specificare anche questo. Ok? Mozione numero 2. Per l'approvazione del bilancio preventivo 2023, i sottoscritti animatori segretari regionali
Visto il bilancio preventivo 2023 presentato all'Assemblea, propongono la seguente mozione. L'Assemblea regionale del Masci, riunitasi annuale in data 28 maggio 2023, approva il bilancio preventivo 2023 come presentato. Gli animatori, i segretari regionali, Monica Lionello. Bene, allora, sempre scrutatori attenti, passiamo a votazione. Chi è favorevole? Anche qua mi sembra palese, facciamo la controprova. Quanti contrari? Quanti astenuti? 1, 2, 3, 4 astenuti. Ecco, grazie. Allora, io intanto ringrazio l'Assemblea per i suggerimenti dati. Grazie. no, li ho già contati, essendo pochi li ho già contati, quindi erano 4 astenuti. Ok? Vero? Già messo a verbale il tutto. Allora, adesso due cose. Una come informativa che casomai poi va a incidere sull'Assemblea, se ci sono altre mozioni pervenenti dall'esterno. C'è una raccomandazione. Allora la mettiamo, la postiamo prima dei lavori di gruppo, dopo la presentazione della candidatura di Vania. E allora io chiedo, credo sia la sua comunità, giusto? Ecco, che ha predisposto quanto serve per convincere l'Assemblea che Vania è la persona giusta al momento giusto per accogliere l'eredità come animatrice regionale della Monica. E li invito a venire qua e... Sì, buongiorno a tutti. Allora, la comunità di Ponte di Piave propone la candidatura della magistra. Pronto? Oh, ci sono. Tranquilla che lo so. La comunità di Ponte di Piave propone la candidatura della magistra Vania Pastres alla pattuglia regionale del Veneto per il ruolo di segretaria. Vania è la moglie di Renzo, madre di 2 splendidi ragazzi, Andrea e Marco, nonna del suo adorato nipotino Pietro, ed ha sempre dedicato parte della sua vita ai ragazzi, allo scautismo e alla comunità parrocchiale. È una persona carismatica, creativa, È una persona creativa, aperta al cambiamento e di grande cuore. È attenta e sensibile verso il prossimo, sa guardare sempre con attenzione e senza pregiudizi. È stata protagonista negli anni 90 È stata protagonista negli anni 90 nella creazione del gruppo scout AGESCI Ponte di Piave. Ha percorso tutto il ciclo formativo conseguendo il brevetto GIGWEL. Entra nella comunità Masci di Ponte di Piave, dopo un anno ricopre il ruolo di magister e fa parte della pattuglia di formazione regionale. È catechista amata da molti ragazzi che ha accompagnato il sacramento della Cresima. È stata capo scout e altrettanti ragazzi che ha accompagnato nella loro crescita e nel loro percorso. Tutta la comunità non può che sostenerla in questa nuova avventura che siamo sicuri potrà ricoprire con grande impegno, dedizione e amore. Le auguriamo un grande affetto. Buona strada. Sento nel profondo un desiderio nascere, è la voglia di partire che continua a crescere.
verso l'orizzonte possiamo camminare. Ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore e vivo con gli occhi di un sognatore. La felicità non è un semplice traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani. Servire la sfida, il futuro è il domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore, ogni momento ha un suo dolce sapore. Vediamo in lontananza una stella brillare, certezza di qualcuno a cui potersi affidare. Insieme la bellezza della condivisione, le semplici emozioni di una canzone. Insieme costruiamo un mondo migliore, liberiamo il futuro col coraggio nel cuore. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani. Servire la sfida, il futuro è il domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade. Ciao Vania, sarai un ottimo segretario regionale perché hai le qualità per questo incarico. Buona strada. Ciao carissima Vania, ciao cara. Allora, due parole per te. Sono sicura che sarai all'altezza del tuo nuovo incarico, sai, e soprattutto per la tua tenacia e per la tua grandissima disponibilità. E noi tutti siamo molto fieri di te, di questa tua nuova avventura. E il viaggio della vita sai che porta sempre a nuove sfide, ma anche a tante opportunità. Quindi ti auguriamo il meglio, deve ancora venire. Ciao cara, ciao. Ciao Vania. Di chiamate nella tua strada ne hai ricevute qualcuna? Ti sei sempre fatta trovare pronta? Anche questa volta hai ricevuto una chiamata e non ti sei fatta trovare impreparata? Farai del tuo meglio perché sarà un'impresa fantastica. Ciao mamma Rasha, tanti auguri per questa tua nuova avventura. Buona caccia! Ciao Vania, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura e buona caccia. Ciao nonna Vania, buon cammino! Ciao Vania, porterò sempre nel cuore i brevi ma intensi momenti che abbiamo condiviso come Ageshi e Mashi a Ponte e ti auguro di riuscire a mettere lo stesso entusiasmo e passione e dedizione anche in questa nuova avventura. Buona strada. Tanti auguri per questa nuova avventura, mamma Rasha. Buona cazza. Via. Ciao mamma, buona strada e buona caccia. Allora, Vania in piedi, è presente. Allora, per regolamento, altre candidature dovevano avvenire come quella di Vania entro un mese da questa assemblea. Non ce ne sono altre, il che insomma, ci pone nella condizione di dire
che senso ha passare allo scrutinio segreto? Allora, propongo come Presidente la mozione d'ordine che siamo abituati a fare in caso di, come dire, di unica persona candidata, che è quella di dire la eleggiamo per acclamazione se possibile. Allora io adesso passo alla proposta di 2 votazioni. La prima è se l'Assemblea è disponibile o approva il fatto che Vania possa essere eletta mediante acclamazione. Okay? La metto al voto, credo di essere chiaro. Per alzata di mano, quanti sono d'accordo? Mi sembra sia palese, facciamo la controprova. Quanti contrari? Quanti astenuti? All'unanimità passiamo alla, diciamo così, alla votazione di Vania come animatrice regionale per acclamazione, che vuol dire battendo le mani. Credo che possiamo permetterci il lusso di avere, fra virgolette, in questa assemblea 2 animatrici assieme, ecco, che ci stanno qua davanti. Qualcuno delle altre regioni ci dice sempre: ma come fate voi a votare per acclamazione? No? E ho detto, siamo fatti così. Io sono convinto di una cosa, perché l'ho sperimentato anche nella mia pelle: è un modo, è un incoraggiamento unico, forte, avere effettivamente un'assemblea che ti nomina per acclamazione, anziché quei giochini di voto segreto e quant'altro, insomma. Benissimo. Allora, prima abbiamo un quarto d'ora per fare 2 cose. Uno, per presentare il nuovo progetto regionale, e per sentire il Comitato Mozioni invece sulla raccomandazione che è stata presentata. Allora io farei così: facciamo prima la raccomandazione, ok? Sentiamo di cosa si tratta, la mettiamo a voto, dopodiché passiamo con i lavori sul progetto. La leggo io perché il proponente sono io. Esatto. No, molto semplice, corta, non vuole essere polemica. L'Assemblea regionale del Masci Veneto, riunita annuale il 28/5/2023, visto che il regolamento regionale prevede la suddivisione della regione in zone per favorire l'incontro fraterno e il discernimento delle comunità inserite in un limitato contesto territoriale, considerato che in questi anni ci sono state parecchie comunità che non si sono più censite e la nascita di nuove comunità che sono entrate a far parte della regione, che hanno ridisegnato la presenza del movimento nel territorio. Visto che in alcune zone ci sono comunità appartenenti a diocesi diverse che non facilitano il confronto e la presenza nelle attività pastorali diocesane e complicano la partecipazione unitaria a momenti ecclesiali e significativi. Raccomanda ai segretari regionali, anche avvalendosi dei coordinatori di zona, di verificare la funzionalità dell'attuale conformazione delle zone ed eventualmente fare una proposta di modifica tenendo conto, oltre che della collocazione territoriale, anche all'appartenenza alle diocesi. Non mi pare che ci siano spiegazioni ulteriori da fare, è una raccomandazione di una fotografia, di verificare questa cosa. Mi sembra abbastanza chiara, però se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda di chiarimento o se ritiene che questa cosa non si debba fare, ecco, sia contrario un po' a questa cosa.
Tony, dovevi dire qualcosa? No? Allora, da quello che, se volete la rileggiamo, che è qua, ok? Adesso, se c'è qualcuno che deve chiedere chiarimento, oppure se è contrario rispetto alla raccomandazione e vuol fare un suo intervento, ecco, c'è la possibilità di farlo, insomma, ecco. Allora per ordine, Murano, poi... Ok, vai. Sì? Ok, Roberto? Ecco, mi sembra che ci siamo un po' chiariti. In questo momento non stiamo cambiando assolutamente nulla. Stiamo raccomandando ai segretari che ci sia un'attenzione alle zone se possono essere migliorate, avvalendosi anche dei coordinatori. Quindi non decidiamo niente, è soltanto un tema che mettiamo per l'anno a venire. Ok? Allora io passerei all'approvazione o comunque alla votazione sulla mozione. La ripeto: l'Assemblea regionale del Masci Veneto, riunita annuale il 28 maggio 2023, visto che il regolamento regionale prevede la suddivisione della regione in zone per favorire l'incontro fraterno e il discernimento delle comunità inserite in un limitato contesto territoriale, considerato che in questi anni ci sono state parecchie comunità che non si sono più censite e la nascita di nuove comunità che sono entrate a far parte della regione, che hanno ridisegnato la presenza del movimento nel territorio.
Visto che in alcune zone ci sono comunità appartenenti a diocesi diverse che non facilitano il confronto e la presenza nelle attività pastorali diocesane e complicano la partecipazione unitaria a momenti ecclesiali significativi, raccomanda ai segretari regionali, anche avvalendosi dei coordinatori di zona, di verificare la funzionalità dell'attuale conformazione delle zone ed eventualmente fare una proposta di modifica tenendo conto, oltre che della collocazione territoriale, dell'appartenenza alle diocesi. Sono due attenzioni. Mettiamo ai voti. Allora, quanti sono favorevoli a questa raccomandazione? Contiamo perché c'è qualche... Allora facciamo la controprova che facilita, perché comunque sembra palese la controprova. Allora, quanti sono contrari? Quanti astenuti? Contiamo gli astenuti. Mi dicono 11 astenuti. Allora, con 11 astenuti passa, diciamo, la raccomandazione. Ecco, l'invito ai segretari. Adesso io darei la parola comunque ai segretari, direi alla Monica in questo caso, nel senso che è la Monica che termina giustamente nell'ambito di questa assemblea il suo mandato. Non facciamo la formalizzazione rispetto a... No? Sulla presentazione del nuovo progetto. Allora, come vi dicevo, ci saranno i lavori di gruppo. Nel pomeriggio ci sarà la restituzione dei lavori di gruppo. Io dico già adesso, ma lo ripeterò anche dopo. La restituzione chiediamo che non sia fatta dicendo è stato detto questo, è stato detto questo, facendo una specie di lista dei singoli interventi che sono emersi, no? Dicendo è stato parlato di questo. Noi vorremmo che i gruppi di lavoro portassero una sintesi condivisa, ok? Quasi come fosse una vera raccomandazione, ma non formalmente impostata all'assemblea, eccetera, eccetera. Quasi fosse una raccomandazione dicendo, rispetto al testo che ci è stato presentato, noi pensiamo che dovrebbe esserci questa integrazione, oppure questo aspetto andrebbe levato via, ok? Ma propedeutico al fatto che deve essere lavorato sul testo del progetto. Quindi non perdiamoci in tante, troviamo una sintesi condivisa di quello che vogliamo metterci dentro. Sono stato chiaro su questo? Ecco, boh. Allora, termino, sì, magari i titoli. Termino. Sì, li abbiamo mandati a tutte le comunità. No, siamo smentegai di metterlo sul libretto, ma che ne avevamo dei copie per i due lavori del gruppo. Sì. Sì, no, li abbiamo. Allora, il progetto, la bozza di progetto che abbiamo comunque inviato a tutti i magistri, abbiamo con preghiera di veicolarlo, l'abbiamo fatto e vedo che qualcuno ce l'ha anche in mano. Noi siamo un po' contrari a far carta, però sicuramente ci siamo dimenticati di metterlo, inserirlo dentro al libretto, ma non è un problema perché comunque dotiamo i coordinatori di gruppi 8 di 2 copie, eventualmente chi non ce l'ha in mano, che vedo insomma non tutti ce l'hanno,
avranno modo di... Ma voi che siete bravi e anche scusandoci del poco tempo che vi abbiamo lasciato per elaborare, per visionarlo, perché insomma siamo stati oberati di tante cose, quindi colpa un po', no, nostra colpa. Allora, noi velocemente vorremmo, col limite dell'immagine, ma ve lo leggiamo un po' velocemente, gli obiettivi punto per punto, ma veramente sarò veloce. Allora noi oggi, una cosa, abbiamo appeso alle porte, vedete, ogni punto del progetto. Non lo fate, magari, cioè era per distribuirci meglio nei gruppi di lavoro, perché non possono esserci gruppi da 50 e magari un altro da 2. Fatelo dopo, quando vi lasciamo, vi scrivete sui vari gruppi e poi i coordinatori sono già stati identificati e quindi sono già assegnati e poi vi diremo dove andremo a fare questo. La bozza è stata elaborata col contributo delle comunità, con i contributi anche con l'ultimo consiglio regionale a cui chi ha partecipato sono stati considerati anche quelli, a partire da quei propri, dalla verifica per poi i punti per il futuro, insomma vabbè, sono di fare una confusione. Allora, sono un attimino, perda i colpi. Allora, velocemente, attuazione di linee programmatiche e programma nazionali. Abbiamo così inteso anche con i contributi vostri che potevano essere questi obiettivi per il prossimo triennio. Il terzo settore assolutamente credo che sia una cosa che dobbiamo approfondire per comprendere meglio e ne abbiamo tanto bisogno. I nostri politici ci anche pesano altri. Il 70° del MASCI, il 50° della GESCI, che ci è stato chiesto come MASCI un aiuto. Ve lo dico, sarà fatto a Villaburi, per cui siamo coinvolti parecchio anche come regione. Il giubileo della Chiesa universale e poi l'indirizzo programmatico nazionale. Questi sono gli obiettivi che andremo poi a discutere rispetto al primo punto, che è l'attuazione di linee di programma. Poi il percorso educativo regionale, quindi per noi sono gli square, abbiamo individuato, partendo dagli spunti del programma, linee di programma, grazie segretaria. Allora, sostenibilità e tutela ambientale, differenza di genere e di linguaggi, cittadinanza attiva, le esigenze educative dell'adulto, essere chiesa in cammino, dialogo tra generazioni. Poi, terzo, la formazione e la verifica del metodo educativo per adulti, obiettivi, momento della scoperta, momento della riscoperta, botteghe, campi nazionali, formazione quadri. Interessanti anche questi 2 nuovi voci che tornano, che sono state inserite. La comunicazione, obiettivi, riqualificare e attuare e fare rete. Scorro velocemente. Lo sviluppo. Gli obiettivi poi sono molto proprio sintetici quelli che sto dicendo, ma li trovate poi, avrete modo di condividere e confrontarvi. Capire, interrogarsi, considerare, incontrare, ritenere priorità, la crescita costante, eccetera, eccetera. Poi iniziative, progetti, aspetta, voglio saltare qualcosa qua? No. Iniziative e progetti, imprese. Qui insomma è sempre come nostro riferimento l'Alpe Adria e la Croce di Panisacco, quindi assicurare continuità alla proposta e coinvolgere le comunità. Questi sono un po' gli obiettivi in sintesi rispetto a questo, Alpe Adria. Mentre la Croce di Panisacco è una continuità con questo evento che comunque riteniamo importante, e poi il coinvolgimento che spetta un po' a tutte le comunità e perché lo sentiamo nostro. Rapporti con le associazioni giovanili, anche qui gli obiettivi è relazionarsi,
con la GESCI, l'FS, il CNJ. Oggi comunque è stato importante averli qua, alcuni rappresentanti, segno anche di continuità del nostro collaborare in qualche modo. Mantenere e qualificare. Questi sono i verbi che consegniamo a voi per i contributi. Poi per le zone, lo stesso, obiettivi e percorsi, approfondire l'identità delle zone, chiarire il ruolo dei coordinatori di zona, rendere la zona promotrice in generale e poi basta. Questo in sintesi e in pillole molto pillolose di quello che è la bozza di progetto. Lo ha già detto il nostro presidente Maurizio che l'Assemblea contribuisce oggi portando eventualmente integrazioni, ma come raccomandazione, cioè sintetici nel portare i vostri contributi. Poi la votazione non spetta a noi, spetterà al Consiglio regionale del prossimo anno, di settembre, presumo, giusto? A settembre, presumo. Vabbè, allora vi preghiamo, do la parola a Lionello perché lui ha in mente chi sono i coordinatori di gruppi e poi c'è Gabriele o Moreno, non so, che ci dice dove andiamo, non so se Lionello tu sai. Gabriele? Ah, guardo l'orizzonte, te si qua, grazie Gabriele. Allora, noi avevamo messo sulle porte, diciamo, i cartelloni con i vari punti, diciamo, del progetto, gli 8 punti del progetto, se qualcuno voleva iscriversi, ma visto che adesso andremo a lavorare, cerchiamo di dividerci un po' equamente, che non ci insomma i gruppi sono 8, cerchiamo di dividerci equamente, che non ci siamo tanti su un gruppo, pochi su un altro, insomma, cerchiamo di fare un po' di equilibrio, ok? Allora io intanto chiamerei qua i coordinatori. Allora, del gruppo 1 la Chiara Busato, del gruppo 2 Rosanna Bonollo, del gruppo 3 la Paola Girardi, del gruppo 4 Alessandro De Gasperi, del gruppo 5 Monica Florian, del gruppo 6 Enzo Vettore, del gruppo 7 Nicoletta Crema, del gruppo 8 Roberto Possamai. Vi dico un attimo i titoli anche dei gruppi, mi sono dimenticato. E ora il gruppo 1 sono le attuazioni e linee programmatiche, programmi nazionali, il gruppo 2 è il percorso educativo regionale, il gruppo 3 è la formazione e la verifica del metodo educativo per gli adulti, il gruppo 4 la comunicazione, il gruppo 5 lo sviluppo, il gruppo 6 iniziative e progetti imprese, gruppo 7 rapporti per le associazioni giovanili e enti istituzionali a livello regionale, il gruppo 8 le zone. Adesso Gabriele vi dice dove dovete andare. Allora, 8 gruppi, 3 gruppi li possono fare qua in sala giù dove siamo, dividendovi magari negli angoli della sala. Uno sopra il palco su per le scale, che c'è un'altra saletta con 20 posti a sedere qui sopra. Poi ci sono altre 2 sale sopra ancora della sala, sono due stanze disponibili, di cui una più piccola e una più grande. Poi chi vuole fuori, qui di fronte in piazzetta del Maestro di fronte alla sede del comune ci sono delle panchine che non si possono spostare perché sono in marmo, quindi vi potete sedere qua, oppure anche sotto le piante, qui in piazza, ci sono tutto quanto una panchina di marmo che se volete accomodarvi là, 4 piante, quindi posto per i gruppi ce n'è. Allora, 12:45, no, 13:30 che devono essere qua. Allora, sono le 11:10. Noi sospendiamo il momento assembleare e diamo inizio ai lavori di gruppo. Ci troviamo per mangiare alle 12:30, giusto? Allora, alle 12:30 in oratorio si esce dalla piazza, si passa sotto la torre delle campane, a sinistra c'è la chiesetta, l'oratorio, si entra per il cancello grande.
chi ci prepara il primo, siccome ci preparano i gnocchi con ragù, dovete avere un po' di pazienza perché vanno cotti un po' alla volta e non a grosse quantità, quindi gli ultimi devono avere un po' di pazienza rispetto ai primi. Ecco. Noi ci troviamo dopo pranzo alle 13:30 puntuali qua, anzi direi alle 13:25, in modo che ci sono i 5 minuti per sedersi, eccetera, eccetera, ok, accendere i microfoni, in maniera di iniziare il momento conclusivo. Quando la facciamo? Dopo, prima? No, guardi. La facciamo dopo il pranzo allora? Un attimo, perché qua sull'ordine del giorno c'era scritto 14:30. Sì, 14:30. Ok? Dove la facciamo allora? Qua in Piazzetta del Maestro o in oratorio? Dove di lui? Qua la facciamo qua? Ma fino a conclusione dopo del paio. Allora, alle 13:25 poi ci riuniamo qua, ok? 3 gruppi qua, ho capito. Quali gruppi? Allora, il gruppo 1, 2 e 3 restano qua in sala. Il gruppo 1, 2 e 3 restano qua in sala. Canta con la voce, con il cuore, con la bocca e con la vita. Canta senza stonature, la verità del cuore. Canta come cantano i viandanti, come cantano i viandanti, solo per riempire il tempo, solo per riempire il tempo, ma per sostenere lo sforzo, per sostenere lo sforzo. Canta e cammina, canta e cammina. Se poi credi non possa bastare, segui il tempo, sei pronto e danza la vita al ritmo dello spirito. Danza, danza al ritmo che c'è in te, spirito che riempi i nostri cuori, danza assieme a noi. Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma usa soprattutto il cuore. Ama chi è con te, cammina con lo zaino sulle spalle, con lo zaino sulle spalle. La fatica aiuta a crescere, la fatica aiuta a crescere nella condivisione, nella condivisione. Canta e cammina, canta e cammina. Se poi credi non possa bastare, segui il tempo, sei pronto e danza la vita al ritmo dello spirito. Danza assieme a noi, danza la vita al ritmo dello spirito. Danza, danza assieme al ritmo che c'è in te.
Sento nel profondo un desiderio nascere, è la voglia di partire che continua a crescere. Verso l'orizzonte possiamo camminare, ricorda che solo chi sogna può volare. Cammino con la saggezza del viaggiatore e vivo con gli occhi di un sognatore. La felicità non è un semplice traguardo, ma la direzione del nostro sguardo. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, seguire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore, ogni momento ha un suo dolce sapore. Vediamo in lontananza una stella brillare, certezza di qualcuno a cui potersi affidare. Insieme la bellezza della condivisione, le semplici emozioni di una canzone. Insieme costruiamo un mondo migliore, liberiamo il futuro col coraggio nel cuore. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, seguire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Viviamo per l'oggi, il futuro è sullo sfondo, sporchiamo le nostre mani in questo mondo. Non si può più stare fermi ad aspettare, il nostro sorriso ha ancora molto da dare. Sentiamo che l'amore non è mai abbastanza, tutti vogliamo gridare che c'è ancora speranza. A chiunque incontriamo vogliamo far capire che il nostro stile è sempre pronti a servire. La promessa che orgogliosi portiamo nel cuore ci ricorda che ogni istante dobbiamo dar colore. L'idea di un cambiamento possiamo realizzare, se siamo uniti nulla ci può fermare. E io non sono ancora stanco di pensare che noi questo mondo lo possiamo cambiare. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. La strada è la stessa anche se siamo lontani, seguire la sfida, il futuro è domani. Affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al futuro sulle strade della nostra vita. Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli, viene il tempo che ti guardi e i tuoi sogni son caduti. È il momento di rischiare, di decidere da soli, non fermarsi, lottare per non essere abbattuti. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba, la gioia m'ha trovato la pienezza
non starò più seduto ad aspettare. Sulle spalle una mano che si stringe a trattenere, vuol fermare l'avventura, ma ritorno a camminare. Ho incontrato troppa gente che m'ha dato senza avere, voglio dare queste braccia, non c'è molto da aspettare. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta. La gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. È parola come vento tra le porte quella stretta, gli uni gli altri nell'amore, non avere che un canto. Questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta, prende tutto, prende dentro, sai fin dove non sai quanto. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta. La gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. Non è strada di chi parte e già vuole arrivare, non la strada dei sicuri di riuscire. Non è fatta per chi è fermo, per chi non vuol cambiare, è la strada di chi parte, arriva per partire. Spingerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta. La gioia m'ha trovato la pienezza, non sarò più seduto ad aspettare. La gioia m'ha trovato la pienezza, non sarò più seduto ad aspettare. Passerò i miei passi sulla strada, passerò tra i rovi e l'erba alta. La gioia m'ha trovato la pienezza, non sarò più seduto ad aspettare. Come Giuseppe, che era solo un falegname e non era mica certo, e prendendola per mano disse sì alla sua Maria e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. Come Maria, che era libera di andare, è rimasta nel silenzio e ha abbracciato la sua storia e disse sì al suo bambino e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi per te. Come Francesco, che ha lasciato la sua casa e non era mica certo, e ha abbracciato la sua croce come fosse la sua donna e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. Come Sofì, che non si è fatta spaventare dall'orrore della morte
è rimasta dritta in piedi con la rosa bianca in mano e l'amò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. In piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi per te. Come Peppino che ha deciso di parlare e di sciogliere catene e di mettersi a contare uno ad uno ai 100 passi e contò fino alla fine, ecco un po' così vorrei. E come me, un po' fragile, un po' forte, ma non credo nella sorte.